La sanità ora con le nuove nomine per la sanità regionale, presentati oggi quasi tutti i nuovi direttori delle ULSS venete. I manager scendono da 24 a 12 con un risparmio di circa 90 milioni di euro. In futuro saranno ridotte nel numero anche le unità sanitarie. Critiche intanto le opposizioni sulle nomine del presidente Zaia. La rivoluzione della sanità veneta è iniziata con la riduzione delle ULSS che da 21 oggi sono 9, ma in futuro saranno 7 con la metà dei manager, 12 anziché 24. A Padova l'accorpamento della gestione di 3 ULSS a un solo direttore generale ha provocato la ribellione di una parte dei sindaci. Nel veneziano restano 2 ULSS. La regione ha riconosciuto a San Donà di Piave il ruolo di struttura che d'estate dà assistenza a una popolazione dai numeri metropolitani. La nostra azienda diventa l'azienda sanitaria più grande d'Europa come numero di presenze, abbiamo oltre 20 milioni di turisti sul nostro litorale, riusciamo a dare a questi turisti la sicurezza sanitaria, cioè vengono qui a fare le vacanze in maniera sicura.